L'abbiamo vista nello spazio ed è uno dei prodotti più conosciuti al mondo. Infatti, il 20 aprile 1964 nasce il primo vasetto di Nutella, una crema spalmabile nata dall'intuizione della famiglia Ferrero. Nata quasi per caso nel laboratorio di famiglia, infatti subito nel periodo del dopoguerra il cacao era gravato da pesanti tassazioni, per cui cercavano un prodotto che potesse essere più accessibile e che fosse soprattutto un prodotto adatto a tutte le famiglie. Trovandosi loro nella zona delle Langhe, dove è diffusa la coltivazione della nocciola, hanno quindi lavorato ottenendo una crema spalmabile a base di nocciola. L'intuizione della famiglia Ferrero infatti fa sì che attraverso passaggi diversi si lavorasse sulla diffusione che fosse immediata e quindi anche sul confezionamento di questa crema spalmabile all'interno di un vasetto di vetro che poi diventava il bicchiere delle famiglie. Hanno lavorato anche sul logo, infatti è conosciuto a tutti con la N nera e la parte finale della parola in rosso, da nut, nocciola, abbinata al suffisso ella, che era un suffisso facilmente ricordabile dalle famiglie. Infatti la Nutella non conosce crisi e non conosce confini, tant'è che è un fenomeno talmente diffuso che nel mondo è stato generato addirittura il World Nutella Day. E voi questo lo sapevate?